Studenti in piazza per dire no alla guerra, gli artisti organizzano concerti nei teatri, il ricavato andrà al popolo ucraino. Tramandare la storia delle famiglie della Sicilia, appuntamento con l'autrice dei libri sui Florio, diffondere la lingua italiana, iniziativa della Dante, lotta alla criminalità, la polizia incontra gli studenti. Oggi lutto cittadino nel giorno dei funerali di Antonio Cinquemani, il 18enne morto in un incidente stradale. Il report settimanale del commissario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi studenti in piazza ad Agrigento per dire no alla guerra. Il nostro direttore Arturo Cantella. Questo evento da voi organizzato chiaramente ha visto la partecipazione di tantissime organizzazioni ma anche degli studenti, no? Che significato assume per voi e che messaggio si lancia da Agrigento? Allora, innanzitutto ringrazio i pendolari che sono venuti con molta foga di manifestare, nel manifestare, con i mezzi appunto che abbiamo qua ad Agrigento. Questo è stato comunque un lavoro, questa manifestazione è stata organizzata appunto dal coordinamento generale, dalla costituenda consulta giovanile, dalla consulta provinciale studentesca e dalla rete degli studenti. Quindi abbiamo messo insieme un po' tutti, diciamo, gli apparati che riguardano la scuola e che in qualche modo la rappresentano e la vogliono rappresentare. Siamo qui appunto per rivendicare, per manifestare nei confronti della pace, in genere per le guerre, per dare un messaggio di solidarietà sia verso l'Ucraina, verso il popolo ucraino e l'Ucraina in genere, sia verso il popolo russo che comunque è contrario a questa guerra. Ricordiamo comunque le repressioni. Agrigento oggi si fa portatrice di un'unica ideologia, quella della pace. La giornata di oggi è suddivisa in due momenti: la mattina che vede la partecipazione corposa degli studenti ricadenti in tutta la provincia ed inoltre tutte le associazioni che stanno dando grandi contributi per rendere ancora più significativa la giornata di oggi. Pomeriggio poi alle 5 riprenderemo direttamente in piazza Stazione, a piazza Marconi, con altri interventi. Ci saremo sempre noi ragazzi delle scuole, altre associazioni, le quali le autorità presenti che vorranno contribuire. Ci tengo a sottolineare che Agrigento oggi, nonostante il periodo di pandemia, si vede riunita per la prima volta dopo tantissimo tempo, il che è veramente significativo. Quindi il messaggio che vogliamo lanciare è di pace e solidarietà, e soprattutto che non si può legittimare un potere il cui consenso è frutto soltanto di autoritarismo e violenza. Ci stupiamo di come gli avvenimenti, di come accadono così velocemente, come da un momento in cui vedevamo la luce dopo i 2 anni pieni di pandemia, adesso ci ritroviamo in questa situazione. Quindi noi non possiamo fare altro che dare il nostro sostegno sia, come ha detto Calogero, sia all'Ucraina e quindi anche al popolo russo, per far sì che infatti questa pace, la pace possa ritornare in Europa e quindi che non sia più un'illusione come adesso la riteniamo adesso. Quindi questo. Valerio Landri rappresenta la Caritas, in un momento sicuramente un punto di riferimento importante la Caritas, oggi presente qui a questa manifestazione sulla pace. Sì, oggi non potevamo mancare a questa manifestazione organizzata dai nostri ragazzi, sono una grande speranza per il futuro. Questo è il momento di manifestare il nostro dissenso ma anche di riflettere sull'importanza della pace, che la pace non è un dato scontato, è qualcosa che qualcun altro ci ha meritato ed è bello che questa manifestazione avvenga proprio ai piedi dell'obelisco che ricorda i caduti della Grande Guerra. Oggi vogliamo porre le basi di un discorso di pace, un percorso di costruzione di pace che speriamo possa continuare per il futuro. Sindaco, oggi a Agrigento una imponente manifestazione organizzata dagli studenti sulla pace, un momento importante a Villa Bonfiglio, cui lei ha anche partecipato e che ha visto anche una cosa bella, la partecipazione di tante associazioni, tanti club service, anche Agrigento è presente.
Sì, Agrigento è presente, sono fiero, lusingato di essere agrigentino e di fare parte di questa comunità. I ragazzi sono molto sensibili a queste iniziative, proprio mi hanno chiesto anche il patrocinio del comune, ma oltre che il patrocinio sono stato presente anch'io e quindi è per me un onore, sono orgoglioso di questo. Naturalmente si sta condannando questa assurda guerra, siamo nel 2022 e ancora vige la legge della giungla. E non è ammissibile che dei popoli come il popolo come quello dell'Ucraina possa subire quello che sta succedendo. Naturalmente però non bisogna fare di un'erba un fascio, sono convinto che anche il popolo russo è contrario a questa guerra e che non dobbiamo proprio condannarla per delle scellerate decisioni di chi li comanda per ora. Concerti nei piccoli e grandi teatri di Sicilia per ascoltare buona musica e contribuire con l'acquisto di un biglietto d'ingresso al supporto e al sostegno economico del popolo ucraino. La Sicilia per la pace è l'iniziativa lanciata da Lello Analfino e subito accolta da numerosi artisti dell'isola. Tappa anche al Teatro Pirandello di Agrigento. Vediamo. Il conflitto tra Russia e ucraini ci sta mettendo a dura prova. Il pensiero va alle vittime innocenti e ai tanti profughi. È per questo che la musica si deve fare veicolo di bellezza e di pace. Sto cercando insieme a tanti amici artisti di organizzare una raccolta fondi che possa dare una mano di aiuto a queste persone che sono al confine con la Polonia e che vengono ospitate nelle varie regioni dell'Europa. Stiamo cercando di organizzare dei concerti nei teatri siciliani. Cominceremo da Caltanissetta e Agrigento, Caltanissetta il 18 marzo, Agrigento il 19 marzo. Ma mi auguro che anche altre città si accodino per organizzare questi eventi, in piccoli luoghi dove la gente può venire ad ascoltare musica e attraverso il biglietto contribuire a una raccolta fondi. È molto importante, un piccolo gesto per una grande impresa, che è quella di far sentire meno soli gli oppressi e gli attaccati in questa brutta storia che è la guerra. Attenzione, sia chiaro, in questa guerra a perdere siamo un po' tutti. Mi auguro che tanti artisti si uniscano a questa carovana e sto aspettando risposte da tante persone. Già alcuni mi hanno dato la loro adesione immediatamente. Intanto vi ricordo, 18 Caltanissetta, 18 marzo, 19 marzo Agrigento. Sicilia per la pace. È arrivata ad Agrigento la torcia della pace grazie alla staffetta dei ciclisti amatoriali della Polizia Penitenziaria. C'è il servizio. Un messaggio di pace, una torcia per la pace. Un'iniziativa che in questi mesi unisce tutta Italia e che vede impegnati i gruppi locali di ciclisti amatoriali appartenenti al corpo di polizia penitenziaria. Sì, guarda, l'iniziativa è partita esattamente da Milano, cioè il referente nostro nazionale, l'ideatore è il commissario Fusco, dalla casa circondariale di Milano Opera. Da lì lui assieme al suo team ha voluto fare questa iniziativa bellissima, tra l'altro per dare un segno, una svolta, un aiuto e coraggio alla polizia penitenziaria in questo momento così poco piacevole, poco vivo. Questa torcia qua è stata donata dall'Arcivescovo di Milano, è partita esattamente dalla Lombardia e farà tutti i giri di tutte le regioni d'Italia. Quindi la torcia a noi ci è arrivata dalla Campania, ci è arrivata a Vianave dove il nostro team è andato a ritirarla e ha fatto un po' di giri per i luoghi sacri palermitani e culturali. Adesso qua si trova ad Agrigento dove anche noi faremo vedere le nostre meraviglie sia sacre che culturali. Faremo una tappa alla Valle dei Templi, alla Scala dei Turchi, poi saremo anche nell'istituto di Agrigento dove saremo ospitati da comando e direzione che hanno accolto benissimo questa nostra iniziativa essendo a nome della polizia penitenziaria. Questo messaggio lo vogliamo dare principalmente per la pace che in questo momento è quella che speriamo tutti per questa guerra in Ucraina che ci aiuti a dare anche nel nostro piccolo un aiuto a portare il segno di pace. Infatti ci siamo qua sotto, segno della pace come la colomba
che speriamo che ci aiuta, e con la nostra torcia porteremo avanti. A parte questo, poi nel pomeriggio siamo ospitati dal Vescovo di Agrigento alla cattedrale, dove benedirà la nostra torcia e dove noi, come hanno fatto altri colleghi ciclisti in Italia, cioè in tutte le regioni d'Italia, daremo un crocifisso in segno di pace alla fine di questo tragitto nazionale, visto che coinvolgerà tutte le regioni d'Italia. Noi il 15 di maggio, per come ha ideato, ha voluto e sta programmando il nostro referente nazionale, il commissario Fusco, saremo a Roma, dove saremo ospitati dal Papa, e lì ci sarà un raduno nazionale di tutti noi ciclisti e polizia penitenziaria. I compagni di scuola di Antonio Cinquemani, il 18enne deceduto martedì 1 marzo dopo 4 giorni di ricovero all'ospedale Villa Sofia di Palermo, lo hanno ricordato. Gli studenti dell'Istituto Superiore Francesco Crispi di Ribera hanno realizzato un altarino in memoria del giovane, sul quale hanno posto un mazzo di rose bianche, alcune fotoricordo e uno striscione con su scritto: "Il tuo dolce sorriso in ogni angolo del paradiso". L'istituto intero piange Antonio, figlio e allievo di tutti, strappato alla vita incomprensibilmente, ragazzo propositivo, curioso di apprendere, allegro, sempre vicino ai compagni di classe che lo definiscono speciale, ha scritto in una lettera aperta alla dirigente scolastica Antonina Triolo. Oggi è il giorno dei funerali. Il sindaco Giovanni Cirillo ha inoltre disposto il lutto cittadino. Covid, il punto settimanale dell'ASP di Agrigento tracciato dal commissario Mario Zappia. Vediamo. Allora, l'appuntamento del primo appuntamento di marzo, del 4 marzo, oltre all'elencazione velocissima dei dati, vorrei farvi riflettere su un fatto: perché se noi abbiamo tutti questi vaccinati nella nostra provincia e in Sicilia in generale, possiamo fare una riflessione sul numero di positivi che noi in questo momento registriamo. La nostra isola oggi è la seconda in Italia come numero di positivi, che sembra contrastare con tutto questo sistema dei vaccini. Io vi parlerò ovviamente di Agrigento e vi farò vedere quali sono i numeri della nostra provincia e perché continuiamo a registrare un numero di positivi elevato. Però, continuando nell'ordine che adesso tutti noi abbiamo memorizzato, vi dico subito che per quanto riguarda i ricoveri siamo in una fase vorrei dire tranquillità, però non voglio esagerare con me stesso e con voi. Non abbiamo nessuno in terapia intensiva, né a Ribera né ad Agrigento, mi sembra un'ottima notizia, e abbiamo pochi, una quindicina a Ribera e 20 ad Agrigento e in medicina. L'obiettivo dell'azienda già è di chiudere la terapia intensiva di Agrigento e quindi liberare dei posti per i non Covid e quindi per riprendere i pazienti normali, e poi progressivamente di dimettere tutti quelli della medicina di Agrigento che invece dovrà tornare a fare la medicina normale, quindi torniamo a curare i pazienti non Covid, quindi i pazienti che sono stati sacrificati in questo periodo. Quindi diciamo che l'andamento dei ricoveri va abbastanza bene. Terribile è l'andamento delle vaccinazioni, perché vaccinazioni, se guardo un mese fa facciamo 27.000 vaccinazioni a settimana, oggi ne facciamo 5.300, e qua sta il punto sul quale vorrei farvi riflettere un attimo, perché noi abbiamo fatto 5.380 vaccinazioni e ne abbiamo fatto per bambini, ne abbiamo fatti pochissimi, vi dico solo l'ultimo giorno che è veramente da piangere, ne abbiamo fatti neanche 500, e l'ultimo giorno che è ieri ne abbiamo fatti 34 in tutta la provincia. Quindi noi stiamo vaccinando, ma abbiamo delle fasce di età che non ci stanno seguendo in questo. E io vorrei oggi farvi riflettere, raccontarvi velocemente e farvi riflettere su una cosa. La provincia di Agrigento, sono dati della regione, la nostra provincia ancora è seconda per numero di vaccinazioni, la percentuale globale della nostra provincia è l'88 e il 95, quindi l'86 e il 95%, quindi siamo all'87%, valore globale della provincia. Siamo al secondo posto in Sicilia, ma non ha importanza, non vi volevo dire questo. Vi vorrei far vedere la suddivisione per fasce di età della nostra popolazione. Dai 12 ai 59 anni, parliamo di media provinciale, la provincia di Agrigento,
l'87% delle persone sono vaccinate, quindi un ottimo risultato. Andiamo alla fascia 61 in su, fino a tutti i centenari nostri. Noi abbiamo vaccinati con la seconda dose il 98,52%, cioè abbiamo quasi il 100% delle persone over 60 che sono vaccinate nella nostra provincia. Quindi diciamo che il risultato è eccellente e dovrebbe proteggerci da tutte quelle cose che ci siamo dette, però il dato dobbiamo completare con i 5-12. I 5-11, scusate. I 5-11 la nostra provincia ha vaccinato il 30%, poco più del 30% della popolazione. Noi abbiamo un 70% di bambini che non sono vaccinati. Quindi 25.639 della popolazione da 5-11 anni, ne abbiamo vaccinati neanche 10.000. Ecco il punto. Allora, il nostro virus in questo momento circola nella nostra provincia, così come nel resto della Sicilia, dove questo dato del 30%, 35, 38, quello che è nelle varie province, è un dato diffuso. Noi abbiamo la nostra isola che sta risentendo di questo focolaio di bambini i cui genitori non li stanno portando a vaccinare e che continuano a far girare il virus fra noi, contagiando ovviamente anche quelli che si sono vaccinati. Quindi al di là dei Novax che man mano stanno rientrando, vi ricordo anche che il Novavax, quel vaccino che è stato fatto con tutto il tempo che loro pretendono, con tutto quello che loro si auspicano, è arrivato anche da noi, tutti i nostri punti vaccinali ce l'hanno, se volete potete andare, quindi l'appello ai Novax che possono eventualmente superare alcune criticità che loro si erano create autonomamente. Ma stavo dicendo, il numero di bambini e l'alto numero di adulti ancora da vaccinare, ma il grosso lo fanno i nostri figli, continua a mantenere alto il virus nella nostra provincia. Un vasto incendio è divampato all'interno di un'abitazione di contrada Pizzillo a San Giovanni Gemini. Un'intera famiglia, padre, madre e figli, è riuscita fortunatamente a mettersi in salvo in tempo anche grazie all'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La casa è di proprietà di un 48enne imprenditore del posto. Si sono registrati danni ingenti e i pompieri hanno domato le fiamme con non poca fatica. Un 37enne Empedoclin è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio. È stato sorpreso in possesso di 10 grammi di cocaina nonostante si trovasse in affidamento in prova. Per tale motivo il magistrato di sorveglianza del Tribunale di Agrigento ha sostituito la misura cautelare disponendo il carcere nei suoi confronti. Ad eseguire il provvedimento di aggravamento sono stati gli agenti del commissariato frontiera di Porto Empedocle. Caleidoscopio delle emozioni, e questo è il titolo delle attività artistico-culturali organizzate e presentate questa mattina dalla Presidente della Dante in Seierne e dal Sindaco di Agrigento Franco Miccichè. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un programma ricco, intenso, se ce lo illustra? Sì. Oggi presentiamo insieme con il Sindaco del Comune di Agrigento il programma dell'attività della Società Dante Alighieri, organizzato in sintonia e in collaborazione, oltre che col patrocinio della Regione Siciliana, anche con il Consorzio Universitario di Agrigento, l'ex provincia regionale, più il Museo Diocesano di Agrigento, il Parco Archeologico, l'associazione Il Cerchio, l'Accademia Teatrale di Sicilia, la casa editrice Medinova, più alcuni ordini professionali come quello degli architetti, degli avvocati, degli ingegneri, dei medici e dei geologi. In più c'è anche il Club Empire. Questo programma parte da un'idea. L'idea di fondo è quella che la cultura è fondamentale in una vita, in una società civile, ed è fondamentale anche per affermare quei valori, tra i quali quello della pace. E proprio in questo momento in cui vediamo quello che sta succedendo in ambito politico internazionale, evidentemente la cultura assume ancora di più un ruolo fondamentale per affermare valori di pace e di solidarietà.
Il programma è abbastanza ampio, comprende varie iniziative, la prima che parte proprio il giorno 21, che parla di cultura, società e pace. Poi ci saranno altri incontri su tematiche di ampio respiro, come quello per esempio del Il mare e le pietre raccontano, come anche quello del Andando tra i ricordi, e in collaborazione proprio con l'Archivio di Stato a giorni partirà una mostra digitale sul molo di Girgenti. Evidentemente collaborare insieme, lavorare per un unico obiettivo che è quello di diffondere la cultura è fondamentale per noi e per il territorio. Voi contribuite fattivamente alla riuscita di questo programma organizzato dalla professoressa Ierna con la Dante, un programma ricco di eventi che vede la partnership di tanti soggetti culturalmente impegnati nel nostro territorio. Sì, la nostra matrice si è finalmente trasfusa nel territorio, la nostra matrice che sarebbe la rete, il network, cioè quello di poter unire la programmazione negoziata ci è stata insegnata ed è uscita alla fine degli anni 90 proprio per questo, e noi siamo partiti da lì e continuiamo a trasfonderla, tanto è vero che ora la Dandalieri in pochi anni riesce ad avere un grosso consenso, ma soprattutto la collaborazione di tutte queste associazioni e di enti pubblici pure, oltre che per persone private, intellettuali, perché poi non è solo l'organizzazione, è la partecipazione attiva di tanti intellettuali, studenti, studiosi e servizi tali da poter fare in modo di diffondere la cultura della lingua italiana e anche in altri temi come quello della pace o altri temi come quello della storia del nostro territorio di Agrigento. Un programma ricco e vasto di grande interesse culturale. Sì, poco fa l'ho detto e lo ripeto, la finalità di questo programma è quello proprio di far conoscere ai nostri giovani, e proprio posso leggere letteralmente, una memoria storica e dell'arte. Quindi divulgare la cultura, divulgare l'arte, divulgare la letteratura, far conoscere la nostra storia, i nostri antenati dal punto di vista letterario, sia per quanto riguarda una letteratura siciliana, ma anche per la letteratura italiana in genere. La cultura è alla base della civiltà di una nazione. Gli studenti della scuola Anna Frank di Agrigento hanno incontrato la polizia. Vediamo. Continuano gli incontri con la scuola per parlare di legalità a 360 gradi. Sì, come Polizia di Stato riteniamo assolutamente necessario parlare con i ragazzi di diverse fasce di età per far capire loro quali sono i nostri compiti e quali sono i nostri obiettivi istituzionali. Si parla di bullismo, cyberbullismo, ma anche sicurezza sulla strada. Sì, un argomento che interessa particolarmente le scuole, appunto quello del bullismo e cyberbullismo, dal momento che spesso gli episodi si verificano all'interno delle scuole, sia dalle scuole medie che dai licei. Siamo qui per parlare di un'app importante, è l'app YouPoll, che permette di segnalare gli episodi di bullismo che si verificano all'interno delle scuole. È fondamentale partire dalle loro esperienze anche spiacevoli per farli riflettere e far imparare loro il fatto che ci possono essere forme di risoluzione non violenta anche dei conflitti, delle modalità di stare insieme, ma possiamo pensare diversamente, ma non c'è motivo poi di giungere a episodi appunto di quelli di prevaricazione, di bullismo, che invece nelle scuole non devono trovare assolutamente cittadinanza. L'intervento oggi della Polizia di Stato nelle persone del dottor Minardi e del dottor Montana ci dà appunto l'opportunità di far riflettere questi ragazzi e di farli interagire in maniera positiva e non più soltanto attraverso gesti e modalità che non sono consoni all'ambiente scolastico. Educare alla legalità significa elaborare e diffondere la cultura dei valori civili. Per questo l'istituto, da lui diretto, ha sempre promosso e sostenuto iniziative che possono rendere gli studenti e le studentesse protagonisti e capaci di esercitare i propri diritti-doveri di cittadinanza. Stefania Auci, l'autrice dei 2 bestseller che raccontano la saga della famiglia Florio, incontra gli studenti oggi al Polo Universitario di Agrigento. Arturo Cantella.
Una manifestazione importante oggi qui al Consorzio Universitario con un'autrice, Stefania Auci, insomma, dove racconta una parte della Sicilia. Leonardo sempre attento a questi contatti con gli autori, questo credo che sia il secondo che organizzate. Sì, no, è anche più del secondo. Diciamo che il nostro progetto di incontro con l'autore è assolutamente un progetto qualificato che vede costantemente i nostri ragazzi impegnarsi intanto nell'esercizio della lettura, e questo è il principale obiettivo. Naturalmente anche nell'esercizio della scrittura, perché oggi con Stefania Auci stiamo parlando anche dell'alto valore della scrittura, del valore anche catarsico in qualche caso della scrittura. Incontriamo Stefania Auci in qualità di donna, di scrittrice, di siciliana e di insegnante. Diciamo ha 4 caratteristiche che sono a noi molto care, perché stiamo parlando della nostra Sicilia questa mattina con i nostri ragazzi, anche attraverso gli spunti che i ragazzi stanno proponendo all'autrice. Stiamo parlando della nostra amata Sicilia, stiamo parlando appunto del valore della scrittura, stiamo parlando della funzione delle donne in qualsiasi epoca, chiaramente partendo da quella storica raccontata all'Auci e fino ad arrivare a quella dei nostri giorni. Stiamo parlando del valore della scuola, il valore della scuola che promuove l'istruzione, che forma menti e pensieri liberi e critici. Il suo intervento diceva che non aveva un ottimo rapporto con gli insegnanti. Perché? Ma perché non sono stati particolarmente pronti all'idea che esistono anche delle intelligenze un po' differenti. Ero sicuramente una alunna non brillante per i loro standard, probabilmente perché il mio tipo di apprendimento e anche il modo in cui vivevo lo studio e l'approccio con le materie era un po' anarchico, era differente rispetto a quello che mi si chiedeva, però stiamo pur sempre parlando degli anni 90 in Sicilia. Qual è il messaggio oggi che ha portato agli studenti? Ma in realtà non c'è un messaggio, sto parlando con loro, sto cercando di ascoltarli, di andare a braccio. Credo che i ragazzi non abbiano poi tanto bisogno di messaggeri e di guru, abbiano bisogno più che altro di persone con cui confrontarsi, da ascoltare, perché sono abbastanza capaci di avere le proprie idee, i propri pensieri, e lo stanno dimostrando con le manifestazioni che hanno fatto in questo periodo. Hanno dimostrato di essere probabilmente molto più svegli e coraggiosi di quanto siamo stati noi adulti fino ad oggi. 2 pubblicazioni importanti che hanno ricevuto un ampio consenso da parte della critica, ma anche da parte dei lettori. A cosa deve questo successo? Non ne ho idea. Sono sincera, non lo so, e non è perché voglio fare la spocchiosa, chissà cosa, davvero non ne ho idea. Io posso soltanto ringraziare i lettori che hanno avuto la fiducia per il primo e per il secondo volume di leggermi, ma non lo so. La storia del Florio è importante sia per i ragazzi, per conoscere le radici di una storia siciliana. Ma è importante per avere coscienza della nostra storia e del fatto che più o meno scherzosamente, se mi passate la battuta, i miracoli possono davvero accadere, può esserci la possibilità per tutti di riuscire a realizzare le proprie imprese, i propri desideri, le proprie capacità commerciali. La Corte di Cassazione ha confermato e reso definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 4 febbraio scorso a 30 anni di carcere a carico di Orazio Rosario Cavallaro, 61 anni di Ravanusa, già condannato all'ergastolo in primo grado ad Agrigento perché ritenuto il responsabile dell'omicidio di Angelo Carità, 61 anni di Licato, ucciso il giorno di Pasquetta il 2 aprile del 2018. Angelo Carità, a sua volta, nel febbraio del 2017 è stato condannato dalla Corte d'Assise d'Agrigento all'ergastolo per l'omicidio di Giovanni Brunetto, 60 anni di Licata, e poi è stato libero per decorrenza dei termini. Avviati nella mattinata di ieri 3 marzo i lavori per lo scavo della galleria Cefalù sulla linea ferroviaria Palermo-Messina. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti diverse autorità, tra cui il sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri e l'assessore regionale al ramo Marco Falcone. Vediamo. Ma oggi con l'accensione della TBM Margherita dimostriamo come in Sicilia le cose si possono fare e si fanno anche bene.
Nel 2019 questo cantiere, grazie all'impegno del governo Musumeci, è stato aperto. Sembrava un'opera incompiuta, un'opera abbandonata, perduta, e invece finalmente il 18 aprile del 2019 abbiamo avviato questo importante cantiere. Oggi è arrivato a una produzione del 40%, si accendono i motori della talpa Margherita che potrà scavare questa importante galleria. Nel 2025 l'opera sarà consegnata alla fruizione pubblica e sarà consegnata a questa porzione di territorio che è quello di Cefalù, che rappresenta una delle perle della nostra isola. Adesso c'è la pubblicità, tra poco. Situazione di degrado alle baracche di Camaro San Paolo di Messina. Vediamo. Siamo in un degrado assoluto. Dico, capisco che sono delle casette, non ci aspettiamo, non siamo un residence, però per la pulizia almeno quello, una bonifica, almeno quello, perché comunque noi siamo rimasti qua già da tanto tempo, sono già circa 2 anni che sono state consegnate queste case. Praticamente loro ci avevano detto che non c'erano le case, poi abbiamo saputo che hanno comprato delle case. Comunque noi siamo stati l'ultima zona in questo momento che loro pensano di sistemarci, sinceramente. Cioè, hanno fatto una graduatoria provvisoria, aspettavamo quella definitiva, però ad oggi non c'è nessuna graduatoria definitiva. Quindi siamo ancora qua in queste situazioni di degrado assoluto. Così non si può stare più, sinceramente, perché hanno consegnato le case a tutte le altre persone e noi così non possiamo stare, sinceramente, perché c'è un tubo là a terra centrale che al momento rimaniamo pure senza acqua, non si può stare, sinceramente, ci hanno scattato, va. Siamo delusi, perché noi così non possiamo stare, abbiamo bambini che hanno patologie, che sono malati. Di tutto e di più, sinceramente, non possiamo stare più. Abbiamo anche le pareti dentro casa che si stanno distaccando dai muri, che c'è area, perché il passaggio va a scendere giù per l'umidità, per le cose che ci sono. Avevamo in casa tutte piene di muffa e via di seguito. Voi speravate, quando hanno cominciato ad assegnare i primi alloggi, speravate anche nel vostro momento? Ora cerchiamo di, almeno non ne sistemano, non di questa situazione qua. A maggio forse si voterà, ecco, probabilmente ci saranno dei politici, no, dei candidati che verranno qui a promettere, come si è fatto in passato, un alloggio dignitoso. Qual è, ecco, in questo momento la vostra fiducia, se c'è fiducia rispetto alle istituzioni? Ma la fiducia c'è quando potrebbe anche, non ci potrebbe neanche essere, però noi siamo sempre in attesa, con voglia di andarcene da qua, perché ormai ha tantissimi anni che siamo messi così e aspettiamo. Siamo qua a aspettare, sperando che ci danno quello che è giusto. Non possiamo, siamo anche molti nelle case, noi per esempio siamo 5 come altre persone che hanno anche delle patologie, come io, mia moglie abbiamo delle patologie, anche le altre persone hanno i figli che hanno delle patologie. Purtroppo siamo sempre, ripetiamo sempre, siamo sempre nell'umidità, nel freddo, abbiamo anche sopra, abbiamo l'amianto. Iniziativa del club Rotary a Siculiana, donate 200 piante. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolto ieri presso la sede della Forestale a Siculiana, ove insiste il vivaio della stessa azienda, la cerimonia organizzata dal Rotary Club di Agrigento, presieduta da Salvatore Alaimo, in collaborazione con gli altri Rotaract di Bivona, Menfi e Ribera, gli Interact di Licata e Ribera e quelli della provincia di Agrigento. L'iniziativa, denominata Un albero per ogni socio, ha visto la presenza del governatore dello stesso Club Service, Gaetano De Bernardis. Vedete, oggi è una giornata bellissima, a parte il tempo che è buono. Allora battiamo ogni mano per vedi realizzare concretamente quello che hai sognato di fare. Quando siamo messi a discutere di fare un progetto sulla piantumazione, è stata una scommessa.
questa è un'ulteriore scommessa vinta e sono veramente felice, perché una cosa è pensarle le cose, ma io amo il sogno quando il sogno diventa realtà, il sogno nell'aria non mi piace, come voi ben sapete, e quindi questa è una delle cose più belle che stiamo facendo quest'anno. Sono in giro come una trottola per inaugurare queste cose, ma lo faccio con estremo piacere perché è un progetto su cui puntiamo tutti. Veramente. Vi ringrazio perché avete scelto questo territorio, insomma, perché comunque la piantumazione è un fatto non soltanto simbolico, importante e anche educativo, quindi di questa vostra disponibilità e sensibilità io vi ringrazio. Io mi associo a quello che ha detto il mio collega, ringrazio per l'invito. Diceva poco fa il Presidente, è una bellissima giornata di sole, la piantumazione di una pianta dettata e fatta in questo periodo di guerre e quindi dare vita a qualcosa al contrasto con le guerre che ci sono, penso che sia una cosa bellissima. Vi ringrazio per avermi invitato. Quando questi alberi ci siamo sottratti a quella logica dell'eterno presente che regola un po' tutte le nostre azioni. Noi facciamo le cose per logica, senza pensare al domani. Accade ovunque, in politica ma anche altrove. Questa cosa di pensare a un albero, l'albero ci sopravvive. Questi alberi fra 100 anni ci saranno, se qualche piromane non interviene naturalmente. E quindi noi, penso che di noi forse qualcuno mancherà. Qualcuno esagerato, qualcuno mancherà. Però il piacere sarà che qualcuno potrà dire questo albero, questi alberi sono stati piantati dai rotariani che in quell'anno decisero di proiettarsi su E lasciarono un segno. E salva la quinta tappa del Giro d'Italia, ma oltre ai fondi per la riqualificazione delle strade servono quelli per le iniziative collaterali. Vediamo. Abbiamo avuto con un'interlocuzione diretta col gabinetto dell'assessore che abbiamo assolutamente avuto rassicurazioni che come sempre se ne occuperà l'assessorato alle infrastrutture della Regione Sicilia. Guardi, noi lavoriamo come comitato tappa già da dicembre, forse anche prima, da novembre, da fine novembre. Abbiamo immediatamente messo in cantiere tutta una serie di attività collaterali che possano e potranno coinvolgere l'intera cittadinanza, non solo nel guardare lo spettacolo del Giro d'Italia e quindi tutti i ciclisti, i campioni che solitamente guardiamo in TV, ma proprio nell'essere direttamente coinvolti in tutto quello che vuol dire il Giro d'Italia e quindi degli eventi sportivi, degli eventi di promozione, degli eventi sulla sicurezza stradale, la sensibilizzazione degli autisti ma anche dei ciclisti su come è giusto andare in strada, la sensibilizzazione dei bambini rispetto alla sicurezza stradale e quindi mettere insieme tutte quelle forze che sul territorio si occupano anche di questo. Nessun evento si può organizzare senza un impegno di spesa, noi abbiamo predisposto tutti gli atti preliminari, non sono atti ma tutta la documentazione di supporto perché potesse essere chiari cosa volevamo fare e quali più o meno necessità di spesa ci sarebbero state. Ritengo che l'amministrazione uscente abbia lasciato un atto di indirizzo, anzi sono sicuro che l'ha lasciato un atto di indirizzo e non sta a noi decidere i tempi, siamo un organismo di altra natura, aspetteremo che questi eventi potranno avere l'ok per essere organizzati, metteremo in piedi tutte le nostre capacità organizzative per fare in modo che il più ampio programma possibile possa essere regolarmente organizzato. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.